I paesi del gusto e del vino mi ha portato a Spessa di Civitale. Sono venuto a trovare Annalisa Zorzetic e naturalmente sua figlia Veronica. Siamo nel periodo di Carnevale, qui davanti noi abbiamo un po' di crostoli, però quello che mi preme segnalare in questa breve intervista è il Pinot Nero. Allora, ho saputo, Annalisa, che voi avete fatto un'impresa con altri 4 tuoi colleghi, una cosa bellissima. A parte che a me piace il Pinot Nero, il Pinot Bianco, un po' meno il Pinot Grigio, ma questi due, bianco e nero, sono favolosi. Sì. Allora raccontami un po' un'impresa, siete in 4 o 5, sì, che vi siete messi proprio per fare un'impresa del Pinot Nero, cioè una salvaguardia. Sì. Come stanno le cose? Beh, abbiamo cominciato, è partita molto recentemente, abbiamo fatto la presentazione a Milano il mese di marzo. Ma il tutto è nato da Fabrizio Gallo, che è un grande cultore del Pinot Nero, e poi tramite un amico comune che ha un'agenzia di comunicazione sono stata coinvolta anch'io. Ho aderito subito e molto volentieri perché il Pinot Nero in Friuli, ma anche in Italia se vogliamo, ad esclusione dell'Alto Adige che ha perseguito nell'opera, nella vinificazione, nella cultura del Pinot Nero. Lo sappiamo che è un vitigno difficile, no? È un vitigno difficile. Allora, dunque, c'è una valorizzazione dei vitigni del territorio, però dalla fine del Settecento, dall'Ottocento, erano presenti in Italia, arrivavano fino in Lombardia, fino all'Oltrepo Pavese, dei vigneti di Pinot Nero. In Friuli si trovano ancora alcune zone, in Alto Adige, Veneto molto bene. Anche in Franciacorta, no? Esatto, ecco. Allora, la mia famiglia, mio padre in particolar modo, ha perseguito l'opera dei vitigni autoctoni, ma avendo qualche ettaro di Pinot Nero non l'abbiamo mai abbandonato. Perché? Perché sì, è un vitigno difficile, però dà grandi soddisfazioni. E questa impresa di 5 cantine è un po' una sfida, ma siamo appena partiti, abbiamo già delle richieste di altri produttori. Altre adesioni. Altre adesioni, esatto. Ma sono proprio le sfide e spesso il confronto tra produttori che ci aiuta a migliorare. Io stessa, noi come cantina che producevamo il Pinot Nero, cercavamo di fare un buon prodotto sicuramente, ma da quando è partita l'associazione abbiamo cambiato il metodo di vinificazione. Ossia, abbiamo cominciato a parlare l'anno scorso dell'associazione, ha preso corpo e forma quest'anno. Io ad esempio, che normalmente uscivo con il Pinot Nero in primavera avanzata, perché non è come gli altri rossi, può uscire un attimo prima l'annata nuova, può uscire in primavera. Cosa ho fatto? Ho bloccato la vendita, l'ho messo 8 mesi in tonneau di rovere francese e è rimasto 8 mesi. L'abbiamo imbottigliato il mese di novembre, fine ottobre-novembre, sta affinando in bottiglia, usciamo in vendita adesso e decisamente rispetto alle annate precedenti molto migliore. È molto migliore. Senti, tu hai qui Veronica, no? Tua figlia. Sì. Ecco, nella tua azienda c'è la continuità ovviamente, no? Zorzetic, Sì. la famiglia, qui ce ne sono parecchie, no? Sì. Cioè, lei che cosa occupa nella tua azienda? Che posto gli hai dato? Che ruolo? Sì, lei per entrare in un'azienda, avendo anche dedicato tempo agli studi ed è qui da un anno circa, mi piacerebbe, ed è quello che speri, insomma. Spero che tocchi con mano un po' la campagna. Infatti per il Pinot Nero si occuperà lei della potatura, la campagna, la trasformazione. Cioè lo seguirà, insomma, no? Sì, lo seguirà dall'inizio fino alla fine. Sì, la campagna, la cantina per un'azienda agricola, non puoi dire io
come figlia del titolare, come futura titolare, non può dire io faccio solo l'amministrazione, no, devi mettere le mani nella terra, nella botte, sì, nella vendita, nella commercializzazione, devi essere un po' preparato su tutti i fronti. Cioè, tutti i vari passaggi. Tu sei pronta, Veronica, a questo? Si spera, c'è sempre lavoro da fare, da migliorare, da non trascurare comunque le tradizioni, ma allo stesso tempo bisogna essere sempre aggiornati alle innovazioni e cercare di mischiare questi due aspetti e cercarli di unirli al meglio. Innovazione, quando uno parla di innovazione già mi porta al settimo cielo. Ecco, ma ecco, una cosa che la generazione dopo di noi ha, già dalla scuola, ha avuto un rispetto per la natura diverso. E, già a scuola insegnavano a diversificare, non so, le immondizia. È per quello che la scuola è importante. È vero. Ti manca quella, non puoi conoscere il tuo futuro qual è. Esatto, per cui innovazione nel senso miglioramento nell'ecologia, nella qualità, che poi alla fine con una forma di rispetto per la natura superiore, volendo, hai anche dei risparmi con una gestione corretta. Esatto. Notevoli. Hai un miglior risultato non solo qualitativo ma anche economico. Allora dobbiamo chiudere, Annalisa. Allora prossimamente ci sarà il Vinitaly, questo lo porterai insieme a tutti i tuoi colleghi? Sì, porteremo il Pinot Nero insieme a Masud Darive, al Castello di Spessa, al Conte Alberto d'Attimis e a Russolo. Saremo in 5 presenti, oltre ovviamente a presentare i prodotti della propria azienda. Una cosa importante della nostra associazione è che comunque tutti quanti manteniamo una nostra identità, ci dobbiamo mettere la nostra personalità nel bicchiere, e migliorare ma mantenendo la propria identità. Bene, detto tutto ciò, noi ci facciamo questo Pinot Nero, io ve lo consiglio, venite a trovare qui l'Annalisa, naturalmente a Spessa di Cividale, assaggiatelo, a parte che io sono un fans del Pinot Nero, non faccio testo, però chi ci sta ascoltando può provarlo. Cin e viva!